Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Family Salute, Anziani in Movimento. Proseguiamo in questo percorso dedicato agli over 65, organizzato dall'Associazione Che Spettacolo e sostenuto dalla Fondazione Friuli. È tornato a trovarci in studio il professor Massimo Baraldo, grazie per essere di nuovo con noi. Direttore della SOC, Istituto di Farmacologia Clinica, Centro Servizi e Laboratori dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, professore associato di Farmacologia Clinica e Tossicologia, Dipartimento di Area Medica dell'Università degli Studi di Udine. Oggi parliamo dell'uso dei farmaci e anche dell'uso dei farmaci quando si fa attività sportiva. Il primo passaggio che vorrei fare con lei riguarda l'uso corretto dei farmaci e le chiedo, tendenzialmente questi farmaci li usiamo bene, li usiamo male, potremmo fare meglio? Intanto grazie per avermi invitato. Diciamo che in linea di massima i farmaci noi li usiamo bene, ok? Perché il medico li prescrive in un certo modo, le persone seguono le indicazioni del medico. Però delle volte ci sono delle situazioni in cui il medico magari è un po' troppo frettoloso, il paziente non legge neanche bene le indicazioni. Una per esempio delle indicazioni che noi diciamo sempre ai nostri studenti è dire quando voi prescrivete alcuni farmaci dovete sempre chiedere al paziente ha capito? E dovete farvelo ripetere in maniera tale che voi capite se quella persona ha capito che deve prendere il farmaco la mattina, che deve prendere il farmaco a mezzogiorno, prima o dopo i pasti o la sera. E tendenzialmente quindi noi i farmaci li usiamo bene, però c'è una grande possibilità di usarli male, perché ci sono dati. E le indicazioni sono molto importanti, vale la pena scrivere, no? Qualcosa, segnarsi tutte le indicazioni, averle a portata di mano, soprattutto quando la terapia insomma, è costante, magari quando si trova nelle condizioni di prendere nell'arco della giornata più farmaci. Nella diciamo, categoria di persone che ci stanno guardando, noi diciamo che quelle persone sono in politerapia. Politerapia vuol dire che prendono almeno 5 farmaci al giorno o addirittura iperpoliterapia quando superiamo anche gli 8 e i 10 farmaci al giorno. È un attimo superare 5 farmaci al giorno. Ecco, e un altro aspetto importante riguarda proprio queste terapie che immagino richiedano periodicamente di essere aggiornate o comunque verificate. Sì, purtroppo uno va a casa dopo magari un periodo di degenza in ospedale e va a casa con una lista, diciamo, di farmaci. Ma in quella lista di farmaci spesso ci sono dei farmaci che sono stati usati in ospedale per proteggere ovviamente la salute della persona, ma perché si usavano contemporaneamente altri farmaci che dopo a domicilio non vengono più usati. Faccio l'esempio degli inibitori di pompa protonica, sono quei farmaci che proteggono un po' lo stomaco, no? da danni di farmaci. Alla fine può essere che magari tra i farmaci che noi prendiamo a domicilio non esistano dei farmaci gastrolesivi e quindi è inutile che noi prendiamo gli inibitori di pompa protonica. Questi tipi di farmaci abbattono completamente 24 ore su 24 per tutto il tempo che li prendiamo l'acidità dello stomaco, che è uno dei nostri fattori protettivi. Quindi nell'intenzione diciamo, di proteggerci in realtà andiamo a fare un danno. E quindi dopo c'è un copia e incolla da parte del medico di medicina generale di quei farmaci lì e a volte si accorgono, ma a volte non si accorgono e quindi una persona, tu gli vai a chiedere ma lei perché prende questo farmaco? Allora viene fuori il problema.
Ci sono tanti farmaci a disposizione, ci sono anche i farmaci insomma, da banco che non richiedono alcuna prescrizione. Sappiamo che anche in televisione siamo bombardati insomma, da pubblicità che riguardano i farmaci. Ci serve davvero tutto? Può esistere davvero un fai da te o è comunque sempre meglio chiedere delle indicazioni, chiedere dei consigli, qualunque tipo di farmaco si vada ad utilizzare? Certamente bisogna chiedere dei consigli a delle persone preparate, che sia il medico di medicina generale, che sia il farmacista. Fatto sta che il prodotto in uso del fai da te, noi siamo anche abituati ad usarlo, ma un conto è una pastiglietta per far togliere, che ne so, un mal di testa, e un conto è l'abitudine, per esempio, a prendere dei farmaci perché abbiamo visto una certa pubblicità in un giornale, senza chiedere niente a nessuno. Oggi come oggi purtroppo possiamo farci arrivare i farmaci a casa tramite internet. Non so dirvi qual è il farmaco più usato che viene venduto in tutto il mondo. Possiamo immaginarlo. Ecco, no? E là nessuno sicuramente avrà una prescrizione medica. E magari chissà se si leggono sempre i foglietti illustrativi. E allora, che cosa c'è da sapere, che cosa è importante sapere quando si assumono dei farmaci? Allora, i farmaci sono costituiti da un principio attivo e da degli eccipienti. Il principio attivo è il prodotto chimico che produce l'effetto. Il farmaco entra dentro l'organismo, troverà una proteina che si chiama recettore. Quando si lega farmaco-recettore come una chiave che entra in una serratura, viene fuori l'effetto. Questo però è dovuto alla dose ed è dovuto alla concentrazione che questo farmaco avrà nel corpo. Poi nel momento in cui il farmaco decade, la concentrazione decade, e noi avremo una riduzione dell'effetto. Allora noi siamo costretti a prendere dei farmaci periodicamente, e questo per mantenere l'effetto antidepressivo, mantenere l'effetto anticonvulsivante, mantenere l'effetto antiglicemico, eccetera, eccetera. Cosa bisogna sapere? Che ci sono certi farmaci che noi li chiamiamo a indice terapeutico ristretto, sono dei farmaci sui quali bisogna essere molto rigidi sull'orario, sul tipo modo di assunzione, sulla modalità di assunzione all'interno della giornata, perché hanno bisogno di mantenere delle concentrazioni costanti. Altri farmaci, gran parte, sono quelli non a indice terapeutico ristretto, in cui magari siamo un attimino più liberi. Ma ci sono tante cose da sapere. Comunque chiediamo a chi ne sa. Teniamo ben presenti gli esperti quando utilizziamo dei farmaci. E adesso l'uso di farmaci può coesistere e come con l'attività sportiva? Allora, gran parte delle persone che ci stanno guardando e alle quali sono stati invitati, diciamo, a fare un'attività sportiva, l'attività sportiva si differenzia in agonistica, e certo loro non andranno alle Olimpiadi, o un'attività non agonistica. Allora, l'attività non agonistica fatta in un certo modo, di tipo aerobico, di tipo anaerobico, non ha interferenze con qualsiasi farmaco che loro stanno prendendo, né come orario né come tipologia. Nel momento in cui le cose aumentano, ci sono anche dei trapiantati d'organo che assumono dei farmaci per mantenere l'organo che gli è stato trapiantato, che vanno a fare delle gare di ciclismo, di podismo, ma quella è un'attività semi-agonistica, ma esistono anche delle Olimpiadi, come le Olimpiadi per i disabili, insomma, no? Perché quelle persone assumono farmaci e allora devono parlare con il loro medico sportivo per sapere se quell'attività fisica può avere delle interferenze con i farmaci che loro stanno assumendo.
Diciamo che l'attività sportiva, quella alla portata di tutti, quella non agonistica, non deve preoccuparci No, se assumiamo dei farmaci, anzi. anzi, l'attività non agonistica, ma soprattutto il movimento. Il movimento è praticamente un farmaco in più, oltre al farmaco. Ma anche se noi non prendiamo farmaci, qualora noi non dovessimo prendere i farmaci, l'attività sportiva è un farmaco. Pertanto si è visto che in tutte le linee guida, che ne so, per la cura dell'ipertensione, per la cura delle malattie respiratorie, anche per le neoplasie, è scritto bisogna fare attività, movimento, insomma, bisogna fare movimento, ma soprattutto periodico. Periodico, questo è un grande vantaggio. Un grande vantaggio, quindi questo lo teniamo ben presente. Abbiamo accennato prima all'abuso di farmaci che sicuramente non fa bene, ma non fa bene neanche non prendere i farmaci di cui si ha bisogno, perché ogni tanto insomma c'è un po' di paura, ci si spaventa, quindi forse una riflessione merita fatta anche su questo aspetto. Allora, i farmaci hanno 10 anni di studi alle spalle prima che vengano messi sul mercato, nei quali si studia tutto. Per cui assumendo i farmaci noi dobbiamo stare tranquilli e sicuri, questo vale anche per i vaccini, tra virgolette. Però dobbiamo assumerli secondo quelle regole che ci ha detto o il medico o il farmacista o comunque quello che è scritto, se lo facciamo da soli, nel foglietto illustrativo. Dobbiamo seguire quelle regole, perché purtroppo, per esempio, nel mondo sportivo si parla di abuso, cioè prenderne in dosaggi elevati, o misuso, o addirittura prenderle quando non ce n'è bisogno, quello per ottenere un determinato effetto. Quindi teniamo presente anche questa indicazione per quanto riguarda l'utilizzo dei farmaci. Ringrazio il professor Massimo Baraldo per essere stato con noi, per averci dato questi consigli utili. Grazie, alla prossima. Vi ricordo domani alla stessa ora l'appuntamento con il movimento, con l'attività fisica che è il farmaco che funziona meglio, come abbiamo detto. Arrivederci, alla prossima.